Eccoci qui gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano di infofriulitv.net. Oggi siamo nella sede del Friuli Occidentale qui a Zoppola, siamo stati appena rientrati da Motta di Livenza dove eravamo per una consulenza tecnica sul posto. Stiamo per partire con infofriulitv.net, avremo subito una notizia proprio fresca che ci è appena giunta in redazione. C'è un incendio a Fagagna che non c'entra niente rispetto a ieri, ma un'altra azienda sta avendo problemi con le fiamme. Il tempo tecnico di lanciare la sigla e i nostri sponsor, e apriamo con la prima edizione odierna di infofriulitv.net. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Un cordiale buongiorno, dunque gentili amici e amiche, ben ritrovati con l'informazione su infofriulitv.net. Apriamo subito con una notizia appena giunta in redazione: intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Udine poco dopo le 10:30 di oggi a Fagagna per un incendio alla Freud che si trova nella zona industriale artigianale della località Pedemontana Friulana, per l'esattezza in via Marcuzzi. Secondo le prime informazioni che ci sono giunte in redazione, le fiamme si sono sviluppate all'interno del reparto filatura. Sul posto, come detto, stanno operando i vigili del fuoco con diverse squadre giunte da Udine e dai vari distaccamenti presenti nella zona. Restiamo in zona Fagagna per dire che facciamo anche il punto per quanto riguarda invece il precedente incendio, quello che si è verificato ieri, perché sono proseguiti per tutta la notte e continueranno anche nella giornata odierna gli interventi di messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco alla ferramenta Goi di via De Fabrizio a Fagagna, dove nella giornata di ieri si è sviluppato un violento incendio che ha completamente distrutto un capannone, causando danni particolarmente ingenti. I Vigili del Fuoco sono al lavoro per smassare tutto il materiale bruciato. Chiaramente due squadre che stavano operando sul posto si sono dovute spostare proprio alla Freud per intervenire nell'incendio, come abbiamo detto, nel reparto filatura. Chiaramente se avremo novità per quanto riguarda l'incendio della Freud ve lo daremo in tempo reale, altrimenti aggiornamenti nel corso della mattinata. Adesso andiamo in regione, importanti iniziative, allora andiamo a sentire il Presidente Federica. Giulia è un'occasione che ci è stata permessa per poter guardare in prospettiva proprio il mondo della ricerca e riuscire ad avere una visione a lungo termine. È chiaro però che è fondamentale anche tutto il trasferimento tecnologico e quindi le capacità che riusciremo ad avere per saper sviluppare la ricerca applicata. Argo serve proprio a questo, per mettere in connessione il mondo della ricerca con il mondo dell'impresa. Ha avuto degli ottimi risultati nei primi anni di vita, ci auguriamo che questi possano essere potenziati con il rinnovo di questo protocollo e l'esperienza Argo possa anche essere utile al Paese. Io penso che Friuli Venezia Giulia possa essere protagonista nella ricerca a livello italiano e a livello europeo, e su questo Regione Friuli Venezia Giulia sta lavorando. Ministro Messa, quanto pesa il sistema della ricerca e dello sviluppo del Friuli Venezia Giulia in ambito nazionale e anche in ambito europeo? Pesa molto. In ambito nazionale abbiamo qui due enti di ricerca, due università, una scuola superiore che sono tutti incentivati e finanziati dal Ministero dell'Università e della Ricerca, quindi hanno un peso molto importante. Ma oltre a questo ci sono anche infrastrutture di ricerca che sono un luogo di attrattività anche per ricercatori di tutto il mondo, fondamentalmente penso ad Elettra e alle infrastrutture che qui sono state create,
che sono anche attrattivi per l'industria. Quindi la peculiarità del Friuli Venezia Giulia è quello di avere un ottimo mix fra ricerca diciamo accademica e ricerca industriale e applicazioni di questa ricerca. A livello internazionale ha un peso molto importante per tutta l'attività centro-est europea, è un punto di riferimento importante a partire dall'Austria, ma poi anche con la Slovenia, i Balcani, ma anche regioni come l'Ungheria, anche in Romania è stato fatto molto insieme al Friuli, e in questo senso copre un territorio che anche all'interno della comunità europea comincia ad avere voce importante. Insieme ai grandi d'Europa io penso che questi paesi abbiano tutta la volontà di emergere e di raggiungere i grandi paesi europei. Cambiamo argomento e parliamo di operazione per quanto riguarda furti e non, per dire che la provincia di Udine ieri è stata visitata, per modo di dire, dai malviventi. Partiamo da Sedegliano, dove i ladri sono riusciti, dopo aver forzato un infisso, a introdursi all'interno di un'abitazione. Rovvistato nelle varie stanze, hanno trovato monini in oro, gioielli di famiglia e anche denaro contante, poi chiaramente se la sono data a gambe levate. Il colpo ammonta, secondo le indagini dei carabinieri, a diverse migliaia di euro. Sul posto i militari della stazione di Codroipo. 2 furti invece a Lignano, in 2 case turistiche dove si trovavano in vacanza ospiti. Anche in questo caso sono entrati forzando le porte e finestre, usando anche qualche aggeggio. Da un'abitazione sono stati rubati 300 euro in contanti, dall'altra solo monili in oro. È stata presa di mira anche una terza abitazione, ma in questo caso non è andato a buon fine. I ladri hanno cercato di forzare la serratura, ma sono scappati dopo che l'allarme è entrato in funzione. Anche nel resto della zona della Bassa Friulana, ladri in azione, in questo caso a Precenicco, nella notte tra sabato e domenica, nel porticciolo di Pescarola, dove hanno rubato l'imbarcazione con un motore fuori bordo. Il proprietario poi ha denunciato il tutto ai carabinieri. L'imbarcazione è stata trovata poi abbandonata alla deriva. Infine, nella notte a Remanzacco, come documenta la telefoto, tentato furto in abitazione, ma l'allarme ha messo in fuga i malviventi, sul posto le forze dell'ordine. E adesso parliamo di import-export per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, per dire che è in aumento in regione le esportazioni di mobili nei primi 3 mesi dell'anno in corso rispetto al 2020, più 19,6%, rispetto al 2019, più 8,1%, ma in provincia di Udine, dove il contract è predominante, l'export di mobili invece è calato del 15,3% nel primo trimestre 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 7,4% rispetto al primo trimestre dell'anno scorso. È il bilancio tra luci e ombre a 2 velocità della filiera legno arredo in regione, tracciato dall'ufficio studi di Confindustria Udine, che ha elaborato i dati Istat. L'azienda invece friulana Cimolai, leader internazionale nella progettazione, fornitura e monitoraggio di strutture complesse in acciaio, si è aggiudicata i lavori per la realizzazione di una passerella ciclopedonale in Lussemburgo per un valore di 8,3 milioni di euro. L'opera, in associazione temporanea di imprese con l'azienda Felix Giorgetti, impresa lussemburghese, ha un valore complessivo di 25 milioni di euro e Cimolai fornirà tutte le strutture metalliche con l'impiego di circa 2.000 tonnellate di acciaio. L'infrastruttura sarà lunga 1,7 km, interamente sopraelevata, di cui circa 320 metri saranno sospesi sopra la linea ferroviaria. Il progetto, richiesto dal Ministero della Mobilità e dei Lavori Pubblici del Granducato, metterà in collegamento i quartieri di Esch-Belval con Esch-sur-Alzette, nei pressi proprio della capitale. L'opera rientra nel progetto del Lussemburgo di ampliare la rete ciclopedonale nazionale. E con questa notizia chiudiamo qui la nostra edizione flash del mattino. Vediamo appuntamento chiaramente nel corso della giornata per gli altri live, le finestre informative, tutti gli aggiornamenti chiaramente sul nostro sito www.friulitv.net. Prima di concludere vi ricordo che vi avevamo dato la notizia in apertura: Vigili del Fuoco al lavoro a Fagagna all'interno dell'azienda Freud per un'ala del capannone interessata a un incendio. Al momento non abbiamo ulteriori notizie, soprattutto se ci sono feriti o meno.
Anche qui, giustamente, vi daremo il flash d'aggiornamento sul nostro sito. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, Mandi e alla prossima. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.